poche ore sulle strade a Chioggia e Sant'Orso a perdere la vita 2 motociclisti in provincia di Piacenza. Auto finisce nella scarpata, muore una 63enne residente a Treviso. Iniziato il grande esodo estivo lungo le strade, 5 le giornate da Bollino Rosso, lungo il passante, la A4 e la tangenziale di Mestre. Paura oggi a Mestre per un'importante fuoriuscita di gas che ha paralizzato mezza città, evacuate 2 palazzine e alcune attività commerciali. Lui si tuffa per rinfrescarsi, lei non vedendolo riemergere, non esita un attimo e si getta in acqua salvandolo. È successo a Jesolo, protagonisti 2 ragazzi trevigiani di 14 e 16 anni. Dopo la crisi di governo e le dimissioni di Mario Draghi continua la diaspora da Forza Italia, se ne va anche il deputato Roberto Caon in aperta polemica con la sfiducia. Una nave da crociera stamane si è fermata in rada fuori dal Lido facendo arrivare i passeggeri a Venezia a bordo di lancioni. È la prima volta da quando è in vigore il decreto sulle grandi navi. Emergenza siccità a Padova da lunedì, i canali interni potrebbero essere completamente asciutti. Sull'altopiano dei 7 comuni drammatica la situazione dei pascoli. Sul Brenta a bordo di una zattera passando sotto il ponte di Bassano, così uno studente ha deciso di festeggiare la laurea. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, tanta la cronaca lo avete sentito. Purtroppo dobbiamo dar conto di 3 vittime della strada in poche ore. Cominciamo dal tragico frontale avvenuto a Chioggia, dove ha perso la vita un centauro del posto che avrebbe compiuto 32 anni ad agosto. Una grande passione per la moto e per lo sport. Ha perso la vita nella notte appena trascorsa mentre era in sella alla sua moto Riccardo Ranzato, 32 anni, il prossimo 24 agosto di Chioggia. Si è scontrato frontalmente contro un furgone del pesce a Sottomarina di Chioggia, all'altezza del ponte est dell'isola dell'Unione. Erano circa le 3:30 del mattino. Sul posto tra i primi a prestare soccorso il sindaco Mauro Armelao, che in quel momento si trovava in sopralluogo proprio sul ponte girevole. Ho sentito un botto come se fosse esploso un bancomat, racconta. Ho preso la macchina e mi sono diretto a Sottomarina, dice. Di fronte a lui una scena straziante. Pezzi di moto ovunque, la moto a terra, con una ruota poco distante e sul marciapiede il corpo privo di vita del centauro. Per lui inutile ogni tentativo di rianimazione. Ora sarà la telecamera posizionata nei pressi del tragico incidente a rivelarne le cause. Ed è spirato invece all'ospedale di Vicenza il motociclista di Schio, rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri pomeriggio a Sant'Orso. Non ce l'ha fatta Luciano Filippi, l'uomo di Schio rimasto ferito in un incidente avvenuto venerdì pomeriggio a Sant'Orso. Filippi è spirato nelle scorse ore all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era stato portato in seguito al sinistro. Verso le 3:30 di ieri pomeriggio la moto dello scledense si è scontrata, per cause che sono ancora al vaglio, contro un autocarro in via Europa. L'urto è stato violentissimo e ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato a terra a diversi metri di distanza. Sul posto i sanitari del SUEM che hanno portato immediatamente l'uomo nel vicino ospedale di Sant'Orso. Le sue condizioni però sono apparse fin da subito molto gravi ed è stato trasferito a Vicenza. A nulla sono valse le cure che gli sono state prestate, ma per definire la causa esatta del decesso bisognerà probabilmente attendere l'autopsia. I mezzi coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro dalla Procura Berica. I rilievi di rito sono stati condotti dalla Polizia Locale di Schio. E fatale invece a una 63enne di Treviso è stato un incidente accaduto nella serata di ieri in provincia di Piacenza con un'auto finita in una scarpata. Una donna di 63 anni, residente a Treviso, Guglielmina Follini, ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale in Val Trebbia, nel Piacentino, zona di cui la vittima era originaria. L'auto a bordo della quale si trovava, seduta sul sedile del passeggero, è scivolata all'indietro precipitando in una scarpata e ribaltandosi. Per la 63enne non c'è stato nulla da fare. L'amico che era con lei, anche lui trevigiano, è rimasto ferito e sotto shock è stato accompagnato all'ospedale. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Bobbio intervenuti sul posto. Pare che l'auto sia scivolata all'indietro da spenta, forse durante una manovra in retromarcia. Il conducente non è riuscito a controllarla e la vettura è finita nella scarpata con conseguenze fatali per la 63enne. L'auto si è infatti schiantata proprio sul lato, schiacciandola.
E con oggi è iniziato il grande esodo estivo invece lungo le nostre strade. Di seguito quali saranno le 5 giornate da bollino rosso lungo il passante e la tangenziale di Mestre. Primo sabato del grande esodo estivo, traffico sostenuto lungo le nostre strade e autostrade, dove si è registrato qualche rallentamento in A4 tra Padova Est e il bivio con la 57 in direzione Trieste. Flussi sostenuti anche in direzione Milano, alla barriera di Venezia Mestre, sempre lungo la 57, attesi tutto sommato brevi, dove è stato registrato il transito di 12.000 veicoli in uscita, sostanzialmente simili rispetto al sabato omologo del 2021. E con la prima settimana di agosto CAV, concessionario del tratto autostradale, prevede 4 weekend di traffico intenso lungo il passante e la tangenziale di Mestre. In particolare saranno venerdì 5, sabato 6 e 20 e domenica 21 e 28 agosto, le giornate da bollino rosso della stagione estiva. Quindi ripresa del traffico e riprende proprio in questi weekend che sono poi quelli caldi, tradizionalmente considerati di esodo, anche il nostro impegno che naturalmente non viene mai meno, ma in questo caso viene addirittura potenziato. Abbiamo una serie di potenziamenti di uomini, di mezzi che stanno direttamente sulla strada, pronti ad intervenire in qualsiasi situazione di emergenza, per effettuare qualche deviazione, per segnalare una coda, per portare dell'acqua nel caso in cui ci sia necessità. 12.000 le bottigliette d'acqua che CAV mette a disposizione dei viaggiatori in caso di necessità. Caffè offerto inoltre a partire da questo fine settimana e così per tutti i weekend di agosto per chi viaggia da mezzanotte alle 5 del mattino nelle aree di Arino Est e Ovest. Predisposto un presidio fisso della Croce Rossa con ambulanza sempre in corrispondenza dell'area di servizio di Arino Est, con CAV che aderisce inoltre anche quest'anno alla campagna di EMPA contro l'abbandono degli animali domestici. Tante le persone, abbiamo detto, in vacanza, tantissimi in spiaggia. Nel pomeriggio una 14enne trevigiana ha salvato l'amico 16enne di Vazzola, sempre nella Marca, a Jesolo. Al termine di una gita in pedalò il ragazzo aveva deciso a pochi metri dalla riva di tuffarsi, a un centinaio di metri dalla riva di tuffarsi per rinfrescarsi. Non è più emerso. La ragazzina, 14 anni appena, si è subito precipitata a salvare l'amico, chiamando contemporaneamente aiuto e riuscendo insieme agli addetti alla sicurezza a riportarlo a riva. Davvero un grande atto di coraggio di questa ragazza. E c'è stata una tragedia sfiorata che riguarda un giovanissimo, un bimbo di appena 5 anni a Noventa Padovana, che è stato punto più volte da uno sciame di calabroni finché si trovava nell'orto dell'abitazione insieme al nonno. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Padova, il bambino è stato dimesso dopo le cure del caso. Successivamente è tornato nuovamente in ospedale per un malore, ma è stato poi finalmente dichiarato definitivamente fuori pericolo. Anche questa davvero una disavventura estiva di quelle che non si vorrebbero mai vivere. E ora andiamo a Montebelluna. C'era lutto cittadino oggi perché era la giornata dell'addio a Gianmarco Gallina ed Emanuela Piran, i 2 giovani scomparsi nella tragedia della Marmolada. C'è stata la messa in suffragio. Sarà difficile vivere questi giorni e i futuri giorni senza Gianmarco ed Emanuela, ma sappiamo pur nel dolore e nella fatica di stare dentro l'esperienza della morte che ora vivono nel Signore e ci sono ancora vicini. La comunità cristiana e quella civile si stringe in preghiera nel Duomo di Montebelluna attorno alla famiglia di Gianmarco Gallina ed Emanuela Piran, i 2 giovani scomparsi tragicamente lo scorso 3 luglio, inghiottiti dalla regina delle Dolomiti, la Marmolada, che tanto amavano ma che a volte può tradire. Questa mattina è stata celebrata la Santa Messa in suffragio delle 2 giovani vittime, entrambi 36enni, in presenza di Don Domenico, parroco di Guarda, paese originario della famiglia di Gianmarco
Gianmarco Gallina, del bassanese Don Andrea e del parroco di Montebelluna Don Antonio Genovese, che ha invitato i fedeli a porgere il loro affetto alle due famiglie distrutte dal dolore. Ma la morte, come afferma Don Genovese, è un passaggio che ci deve preparare ad intraprendere un nuovo cammino e andare avanti. Il loro sogno di vivere in mezzo alla natura, a vivere la bellezza che non ha confronti nelle vette di montagna, ascoltando la voce del creato. E lo vivranno. In moltissimi hanno voluto salutare entrambe le famiglie dei giovani, a partire dai sindaci di Montebelluna e Bassano del Grappa, ai semplici conoscenti di Gianmarco ed Emanuela, chi ha avuto la fortuna di poter passare dei momenti insieme alla coppia, ma anche le associazioni locali, le organizzazioni politiche e sportive hanno voluto esprimere la loro partecipazione al lutto. E proprio in occasione della Santa Messa è stato proclamato lutto cittadino sia a Montebelluna che a Bassano del Grappa. La valanga che ha travolto questi giovani e gli altri amici sia una forza non più di morte, ma di bene. Non più di morte, ma di bene. A noi che siamo qui, il compito è non dimenticare troppo in fretta le tragedie e il dolore, ma che diventino impegno per tutti al cambiamento e la responsabilità. Lasciamo questa pagina, parliamo di tutt'altro tema. Li hanno già ribattezzati i furbetti della croceristica, accaduto oggi a Venezia con una notizia che sta facendo il giro del mondo e delle cronache. La Norwegian Gem, ammiraglia di quasi 300 metri della compagnia scandinava Norwegian Cruise, si è fermata oggi in rada fuori dal lido di Venezia, evitando di attraccare in città, dove, come noto, da agosto dello scorso anno non è più possibile compiere questa manovra, e facendo invece arrivare i 1500 passeggeri in centro storico con un trasbordo su lancioni che poi li riporteranno a bordo questa sera. E paura oggi a Mestre per un'importante fuoriuscita di gas che ha paralizzato mezza città. Per coordinare l'emergenza disposta l'apertura del centro operativo comunale. Si è sentito un rumore assordante che sembrava un macchinario, ma era proprio la pressione del gas che fuoriusciva. Paura oggi a Mestre per un'importante fuga di gas in via Torino, provocata verosimilmente da un errore umano nel corso dei lavori nel sottosuolo di una ditta tra il Laguna Palace e Corso del Popolo, quando una macchina operatrice ha perforato la conduttura ad alta pressione di gas metano, provocandone la fuoriuscita. C'era sto rumore assordante che era il gas che stava venendo fuori. Si sentiva proprio anche qui il rumore. Nessun ferito fortunatamente, ma il bilancio di 2 palazzine evacuate, così pure il McDonald's e il supermercato di via Torino. Tutti gli uomini della polizia locale da Venezia e da Piazza Ferretto deviati a presidio dei 150 metri di area dal punto dell'incidente. Chiuse via Torino, via Lancona e via Camarcello, interdetta la viabilità agli incroci con via Torino e le vie Colbe, Ancona, Corso del Popolo, Camarcello, Rossetto, Linghidal, Napoli e Genova. E l'odore del gas si sente anche adesso? È una cosa impressionante, si sente ancora adesso, deve essere uscito una gran quantità di gas. Disposta l'apertura del COC, il centro operativo comunale, presso l'unità operativa di protezione civile, nella Smart Control Room, per coordinare le emergenze e l'attività dei volontari. Sul posto squadre di Italgas, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Polizia di Stato e della stessa protezione civile. Ora veniamo alla crisi di governo e alle ricadute che sta avendo anche pesanti sui partiti, a cominciare da Forza Italia, perché anche il deputato Roberto Caon lascia appunto il partito. Sentiamolo. Lascio Forza Italia, purtroppo è un partito che nel tempo non è più il partito che si conosceva. Andare a casa prima del Ferragosto un governo non è mai successo. Altra defezione eccellente in Forza Italia, il deputato Roberto Caon lascia il partito, deluso per il comportamento tenuto nei giorni scorsi. Tutta la maggioranza ha voluto Draghi, spiega il deputato padovano, perché la situazione del paese era grave e si era individuata in lui la persona giusta per affrontare questi mesi difficili. Poi, improvvisamente, scopriamo che non si vuole più Draghi.
3 partiti che hanno mandato a casa Draghi, perciò Movimento 5 Stelle Conte, Lega Salvini e Forza Italia Tajani e Ronzulli, hanno un comune denominatore, che tutti e 3 sono dei partiti che sono in calo nei sondaggi. Questo ha fatto sì che loro, fregandosene del sistema italiano, dei problemi italiani, hanno cercato di andare al voto il prima possibile per cercare di recuperare e capitalizzare quello che gli può rimanere. Nel futuro di Caon per il momento solo un po' di riposo, poi si vedrà. Io non ho mai vissuto di politica e posso permettermi anche di prendermi un po' di giorni di ferie. Poi la mia esperienza e insomma, il mio modo di fare anche dentro al palazzo ha dimostrato insomma, qualche buona qualità da quello che vedo in questi giorni, in questi minuti che mi stanno chiamando tutti. La vita continua e si vedrà. Ora apriamo la pagina sull'emergenza siccità, risvolti davvero drammatici per i canali interni di Padova che nei prossimi giorni potrebbero diventare completamente asciutti. Vertice in prefettura per affrontare la crisi. Ecco come appaiono i canali padovani oggi. La situazione è drammatica e non può che peggiorare. Tra domenica e lunedì potrebbero essere completamente asciutti, anche se in alcune zone, come sul ramo maestro lungo via Goito, la situazione è già così. Un evento senza precedenti nella storia padovana. Per cercare di affrontare questa emergenza si è riunito anche un tavolo tecnico in prefettura che ha valutato azioni concrete. Verrà potenziato il servizio di raccolta di pesci morti che vi abbiamo testimoniato in questi giorni. La secca colpisce anche il Piovego, da cui attinge acqua l'inceneritore che verrà quasi sicuramente spento se non potrà utilizzarla. Anche gli altri canali della provincia non stanno bene. Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha annunciato che amplierà la zona rossa anche per il Muson e per il Tergola nei comuni del Miranese e del Campo Sampierese, limitando le irrigazioni dei campi. Le condizioni meteo, inoltre, non lasciano sereni. La perdurante siccità durerà almeno fino ad agosto. I temporali previsti non saranno risolutivi del problema. È un'emergenza con cui dovremo convivere ancora per diverse settimane. L'invito è quello quindi di risparmiare il più possibile acqua, utilizzare i repellenti, perché l'acqua che oggi è nei canali stagnanti potrebbe portare alla proliferazione di zanzare. Noi facciamo ovviamente la disinfestazione dove e come possiamo, però è importante che tutti insieme contribuiscano a cercare di avere il meno disagi possibili da questa emergenza. Per la serata e la notte sono previsti sulle Dolomiti precipitazioni, Dolomiti ma anche le Prealpi e la Pedemontana. Nel frattempo la siccità sta devastando anche la montagna e l'altopiano dei 7 comuni che vive anch'esso una situazione drammatica. Scende la sera, l'aria si rinfresca ed è in questo momento che le mandrie escono allo scoperto, escono dall'ombra dei boschi dell'altopiano per cercare qualcosa da mangiare, ma quello che trovano è davvero poco. La siccità sta devastando i pascoli delle montagne venete e questo accade anche in molte zone dell'altopiano dei 7 comuni, dove le mandrie rimangono ben riparate sotto le fronde degli alberi nelle ore più calde ed escono alla ricerca di cibo solo quando scende il sole. Ovviamente anche se escono di sera dall'ombra in cui si sono riparate durante il giorno, le vacche fanno davvero fatica a trovare qualcosa di buono, di veramente nutriente da consumare su questi prati ormai bruciati dal sole. Questo vale per tutto l'altopiano. La situazione è davvero molto complessa, tanto che molti gestori di malghe hanno già avvertito: se non cambia qualcosa dovremo scendere prima della fine della stagione dell'alpeggio. Dove arrivano gli acquedotti l'emergenza si può combattere riempiendo vasche e piccoli invasi, ma dove l'acqua non c'è diventa davvero costosissimo portarla con i cassoni. Lo stesso discorso vale per il fieno e quando i conti non quadrano più l'unica soluzione è chiudere baracca e tornare a valle. Come potete vedere da quello che succede qui alle mie spalle, ogni filo d'erba, anche se non è più verde, vale la pena di qualche passo, di uno spostamento, di una ricerca da parte di questi animali. Ogni filo d'erba strappato anche ai sassi di un parcheggio vale la pena. E questo è il paradigma dell'alpeggio delle malghe.
Una tradizione, un lavoro, un mondo che è indispensabile preservare e che vuole rimanere vivo e vivace, attaccato anche all'ultimo filo d'erba dell'altopiano. A Belluno invece di drammatica attualità è tornato il tema della dispersione idrica in città. Il 70% delle risorse a disposizione non raggiunge la destinazione finale. Chieti, Latina, Belluno, il capoluogo delle Dolomiti, detiene un infelicissimo terzo posto a livello nazionale nella classifica delle città con la maggior dispersione idrica della rete acquedottistica. Nel bellunese infatti ben 7 litri di acqua su 10 non raggiungono l'utenza finale per la quale erano stati destinati, contro una media nazionale che si aggira attorno al 36% e veneta del 30%. Una problematica onnipresente in una provincia dove ben 37 comuni su 61 registrano perdite per il 50% o più. Una parte di queste riguarda l'acqua che sgorga dalle fontane e per le quali sono già in programma dei regolatori di pressione per limitare lo spreco, ma la maggior parte rimane da attribuire ai ben 250 attuali punti di dispersione all'interno delle tubature provinciali. Purtroppo abbiamo questo primato e questo primato è dato dal fatto che abbiamo un sistema acquedottistico ammalorato che ha più di 40 anni mediamente. La domanda che può sorgere spontanea è perché non sono mai stati programmati interventi di manutenzione prima d'ora, e la risposta si trova nel fatto che il territorio montano non ha quasi mai sofferto di carenze idriche ed è anzi sempre stato molto piovoso. Ad oggi, tuttavia, con le temperature da record e la quasi totale assenza di precipitazioni, si parla di emergenza idrica. Da quando è cambiato il clima, e non andiamo a discutere perché per come, ma è chiaro che è cambiato, la città è diventata, la provincia è diventata siccitosa, di conseguenza è indispensabile procedere a una programmazione di interventi anche sul sistema acquedottistico. Al via dunque i lavori di manutenzione. L'obiettivo è quello di ridurre le perdite di almeno il 30% nei prossimi 10 anni. Lavori dunque molto prolungati, anche perché in provincia le tubature corrono per 3.300 km sottoterra e sono ripartite tra vari acquedotti progettati in modo indipendente gli uni dagli altri e che rendono l'operazione molto complessa. Dovremo riuscire a ridurre nell'arco di una decina di anni almeno del 30-35% queste perdite. Intervenendo poi anche sulle fontane dovremo dare un ulteriore aiuto. Dopodiché l'intervento sarà sui tubi e avverrà sulla base di una graduatoria da quelli che perdono di più a quelli che servono più utenze, a quelli che servono utenze più delicate come ospedali piuttosto che case di riposo, scuole eccetera, fino ad arrivare a cercare di chiudere il cerchio nell'arco di tempo più breve possibile. Torniamo alla cronaca col magazziniere infedele di un supermercato che ha nascosto 25 casse di un noto aperitivo. 2 ville, furto di liquori e di altri generi alimentari portati via dal supermercato. I carabinieri di Thiene, con un'indagine lampo, individuano un magazziniere che, secondo la ricostruzione degli investigatori, senza dare troppo nell'occhio, un po' alla volta, sarebbe riuscito a portare via oltre 25 casse di un noto aperitivo, bevande varie, affettati confezionati e borse termiche. In tutto l'uomo, in 3 mesi, avrebbe sottratto dagli scaffali prodotti per un valore di 3.500 euro. Il magazziniere, un 41enne di Vicenza, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato smascherato dalle guardie della sicurezza interna che lo hanno colto in flagranza mentre trafugava una scatola intera da 6 bottiglie e altri generi alimentari. Così è stato denunciato. Le immagini delle telecamere di sorveglianza acquisite dai carabinieri avrebbero ripreso l'indagato mentre trafugava altra merce. A quel punto i militari hanno fatto scattare la denuncia per furto continuato e aggravato. La pandemia e l'esplosione dei costi delle materie prime stanno mettendo a dura prova la tenuta di tanti comparti, uno in particolare, sentiamo. Abbandonati. È questa l'unica definizione che i commercianti, gli artigiani danno della propria situazione rispetto a quello che è stato fatto, o meglio, non è stato fatto, dal governo in questi ultimi anni. Dalla pandemia all'esplosione dei costi, dalla crisi economica a quella sociale, interi comparti denunciano l'assenza delle istituzioni. Sono 2 anni e mezzo che siamo abbandonati, non arriva aiuto da nessuno. Io personalmente ho preso solo i due bonus da 600 euro per il Covid, però da Roma non arriva niente, ma non arriverà proprio più niente. Il domino è partito e al momento non appare nulla all'orizzonte che possa fermarlo e le ripercussioni rischiano di essere gravissime. È 2 anni che ormai stiamo soffrendo, noi artigiani, commercianti e quant'altro. Penso che l'unica cosa che c'è da fare è quella che
purtroppo dobbiamo aumentare anche noi al cliente finale, non esagerando e con testa. Alla fine tutto si ripercuoterà sui prezzi del servizio, anche se tutti sono consapevoli del fatto che bisogna muoversi in modo oculato. Io personalmente ho fatto degli aumenti, sto tuttora facendo degli aumenti in base a quello che mi viene aumentato, perché non aumenta solo la corrente, ma aumenta anche il prodotto finale, aumenta anche l'acqua, aumenta tutto quanto, anche la carta. Un paio di guanti usa e getta costavano 6 euro, adesso costano 12 euro, 13 euro a scatola, per cui tutto aumenta. Tutto aumenta, dalle bollette ai materiali, e agli artigiani non resta che rimboccarsi le maniche. Io cerco di rimboccarmi le maniche e andare avanti. Purtroppo ho iniziato a ragionare da egoista e penso solo a me stesso, purtroppo. Io spero che qualcuno a Roma si metta la mano sulla coscienza e cerchi di trovare il sistema per farci andare avanti. Comunque vada, le prospettive, anche nelle previsioni più rosee, sono quelle di una vera ecatombe per il settore all'arrivo dell'autunno. In molti saranno costretti a chiudere. A ottobre ne vedremo delle belle. Mi dispiace sinceramente per chi chiude e mi dispiace personalmente per chi non ce la fa. Ora a Bassano per una notizia decisamente più leggera, vediamo. Sotto la copertura restano le vecchie ragnatele, ma sotto il ponte passa un nuovo dottore. In mattinata turisti bassanesi e tanti giovani hanno festeggiato con cori e con applausi un neolaureato che ha deciso di attraversare il Brenta a bordo di una zattera con tanto di scorta per bagnare, è proprio il caso di dirlo, un traguardo importante con la complicità di amici e compagni di università. E prima di tuffarsi nel mondo del lavoro, viste le temperature di questi giorni, il festeggiato ha pensato bene di tuffarsi in acqua per poi risalire sulla zattera e approdare in riva al fiume. Su queste immagini noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, tra poco l'edizione di Venezia, ora il meteo per domani, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Tempo buono, la massa d'aria rovente che ristagna all'interno dell'anticiclone africano determina un clima bollente di giorno ma anche notti piuttosto calde. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 24 luglio. Sul Veneto sarà soleggiato con tempo ancora stabile. Le perturbazioni atlantiche non riescono a scalfire l'alta pressione che staziona da giorni un po' su tutta Europa. Sulle zone montane consueta nuvolosità pomeridiana, non si escludono anche occasionali rovesci. Temperature minime comprese tra 17 e 26 gradi, massime invece tra i 33 e i 37 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Sui rilievi al pomeriggio qualche locale temporale. Temperature minime sui 24-27 gradi, massime intorno ai 35-36 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato con qualche addensamento, non si escludono poi locali acquazzoni, specie sulle Alpi di confine. Temperature minime intorno ai 20-22 gradi, massime sui 37 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.